Siete qui in visita ad Agrigento per le ponte del 1° maggio? Sì, facciamo un giro appunto nella Sicilia, veniamo da Parma appunto per vedere appunto queste cose che secondo me sono meravigliose. Avete un patrimonio archeologico stupendo. Resterete quanto ad Agrigento? Ma penso che stasera andiamo. Ieri eravamo a Selinunte, domani non so, vediamo. Forse andiamo a Noto. Non siete ospiti in un albergo? No, no. No, noi abbiamo un camper, abbiamo già girato a metà, quasi tutta Europa e quest'anno è toccato la Sicilia. Siete ad Agrigento approfittando delle ponte del 1° maggio? Sì, siamo qui a Agrigento per tutta la settimana, 3 giorni qui e poi in giro per la Sicilia, sì. Che impressione ha di Agrigento? È positiva, pulita, perché da ricordi di qualche collega che c'era stata mi aveva detto che qualche anno fa non era così tenuta bene, quindi positiva per ora. Siamo venuti a visitare il sito qua, che non c'eravamo mai stati e cogliamo l'occasione, sì. Anche lei è la prima volta ad Agrigento? Sì, ad Agrigento sì, la prima volta. Ha approfittato delle ponte del 1° maggio? Ponte del 1° maggio e del compleanno di Carlo, il nostro amico. Sì, sì. Quanto tempo resterete qui ad Agrigento? Una giornata sola e poi continuiamo su Siracusa. Ecco. La Valle dei Templi pullula di turisti italiani e stranieri e molti studenti, ma presenze caratterizzate da permanenze molto brevi, di 1 massimo 2 giorni. Il ponte del 1° maggio, festa del lavoro, ha consentito di staccare la spina dalla routine quotidiana e concedersi una vacanza rilassante e divertente. Un momento molto atteso, ma programmato all'insegna del risparmio. Quest'anno l'occasione sembra poter essere particolarmente propizia, anche per via delle tariffe generalmente più contenute che si riscontrano, che pare abbiano tenuto in considerazione delle difficoltà economiche degli italiani. Ma nonostante ciò, le strutture recettive non registrano il pienone. Allora, nella nostra struttura attualmente registriamo il 50% di occupazione, sono soggiorni molto brevi, di conseguenza non attecchisce la richiesta legata al ponte, quindi abbiamo soggiorni medi di 1 massimo 2 notti. Purtroppo abbiamo notato che su queste festività, quindi sia sul 25 aprile che sull'1 maggio, non si è avuto l'effetto che c'era magari negli anni passati di un incremento di presenze sulla festività o anche magari di persone che ne approfittavano per fare un piccolo soggiorno di 2 o 3 giorni. Questo dato purtroppo va a diminuire e le presenze che si hanno in generale sugli alberghi risultano le stesse delle altre giornate.